ottenere quello che si è tanto sognato, tanto più che ho la sicurezza di potermene restare qui fino alla fine dei miei giorni. La stanza è piccola, ma per me è sufficiente. C'è un lettino, uno sgabello, un armadietto e questo bel lavandino, l'indispensabile. Ci sono perfino i servizi igienici, veramente di quelli avrei fatto a meno volentieri. Ma il bugliolo, lo chiamano così, deve essere per regolamento in dotazione in ogni cella. Così dice il direttore. Del resto che è l'unico inconveniente, perché qui mi trattano veramente bene, non mi lasciano mancare niente, non danno il superfluo, ma è necessario tutto. È tutto gratis, anche il vitto. E lo servono in camera senza che debba neppure scomodarmi. Non capisco come certi ignorantoni abbiano il coraggio di lamentarsi e anche di protestare, invece di mostrare riconoscenza verso chi ci alloggia e ci mantiene. Si seccano perché non possono uscire, rimpiangono il mondo fuori, la libertà. Boh, io per fortuna non rimpiango niente. Non sono mai stata così bene. Ho anche guadagnato qualche chilo. Non mi vengono a dire che è la vita sedentaria. È perché non ho problemi né preoccupazioni. Me ne sto qui, tranquilla e serena, in pace con Dio e con gli uomini. What you want